A Ligorna va in scena la seconda di campionato del girone A di Serie D tra i biancoblù di mister Monteforte e il Saluzzo di mister Briano. Da un lato i biancoblù sono reduci dal brillante blitz esterno contro il Fossano all'esordio in campionato, dall'altro i piemontesi dal pari interno contro il Bra. Comincia forte il Ligorna nei primi minuti, al secondo minuto è Salvini a provarci con un destro però strozzato che si spegne a lato. Risponde il Saluzzo al sesto minuto con una conclusione ravvicinata di Gentile ma Armando Prisco fa buona guardia. Il Saluzzo esce così dal guscio e al 13° va vicino al gol con il solito Prisco, autore di un guizzo decisivo alla sua destra. Ma nel momento migliore dei piemontesi arriva la zampata del Ligorna, Brunozzi fa slalom, gigante in area e viene messo giù dal difensore. Rigore comandato dal fischietto e trasformato da Bomber Gomes che fa così 2 in campionato e regala il vantaggio ai biancoblù. Al 22° i padroni di casa recriminano per questo presunto contatto in area ma l'arbitro lascia proseguire, rivediamo le immagini. Al 25° Clerici sfrutta una disattenzione della difesa biancoblù ma Prisco è oggi insuperabile con il pallone che si spegne alla sua destra e non è l'ultimo intervento. Al 28° ancora un colpo di Reni alla sua destra, abile a sventare la rete del pareggio ospite. Dopo 6 minuti si rifà vivo il Ligorna con questo stacco aereo di Gomes ma De Martino blocca senza problemi. L'ultima occasione di marca Ligorna con questa sgroppata di Cirincione la cui conclusione finale però finisce alta, chiudendo così il primo tempo sull'1-0. Nel secondo tempo il Ligorna mette in ghiaccio la sfida, Scannapieco cannibalizza un pallone vagante sulla tre quarti, conclude, il portiere respinge, sulla ribattuta si avventa Cirincione per il doppio vantaggio e il secondo centro in campionato, Ligorna così sul 2-0. Non accade più nulla fino all'83° quando Mazzafera tenta il tiro a giro senza però fortuna. L'ultima emozione della sfida è di Ogliari, 3 minuti più tardi, il quale si divora la rete del 3-0 tu per tu con De Martino. Il Ligorna porta a casa così la seconda vittoria consecutiva, bissando il successo esterno contro il Fossano, gioco partita incontro a Ligorna.